Tutto pronto allora per la prima corsa dal Savio. Nuovamente allineati dietro l'autostart gli 8 concorrenti. Vi ricordo c'è il ritiro di Albiol Philmont, numero 6 dello schieramento. Questo il campo di partenza: 1 All Prav, 2 Anteo del Ronco, 3 Esarst, 4 Arma Wise AS, 5 April Wise AS, seconda linea 7 Anna Maria Italia, 8 Aviondaghi, 9 Alvaro. Pronostico che vede Arma Wise AS in battuta lieva del team Gocciadoro. Favorita Federico Esposito in sediolo, numero 4 dello schieramento, macchina che sta per staccare, lo fa in questo momento con la velocità iniziale di Esarst, che è attaccato proprio da numero 7 Anna Maria Italia, Anna Maria squalificato. Italia è squalificata, è passata l'altra allieva dei Gocciadoro, April Wise AS, mentre in terza posizione rimane All Prav, 200 iniziali in 15,4, con la allieva dei Gocciadoro in vantaggio, ma c'è ora l'attacco di Alvaro che dopo 400 metri con bella progressione passa a condurre. In seconda pariglia esterna invece Arma Wise AS, ma Alvaro intanto ha preso vantaggio e guida dopo 600 metri, che completa in 45,6 d'un fiato. 14,5 questo parziale, è venuto via in progressione l'allievo di Roberto Vecchione, che ora conduce con una quindicina di metri di margine su April Wise AS. La terza posizione per Esarst, poi Al Prav. Intanto il mezzo miglio iniziale in 59,7 per Alvaro, che ha sparato un altro 14,1 sulla retta delle scuderie e si appresta a completare il chilometro iniziale nell'ordine del 1,15,3, 15,6 questo parziale. Ora all'esterno cercano di farsi luce Anteo del Ronco, scoperto con in schiena Arma Wise AS. Un giro alla conclusione, Alvaro in vantaggio, Anteo del Ronco lo avvicina, si trascina Arma Wise AS, mentre lungo la corda è sempre April Wise AS, seguita da Esarst. Intanto un parziale in 14,8 e siamo ormai a 600 dalla conclusione, con leader sempre Alvaro. All'esterno Anteo del Ronco si impegna con in schiena Arma Wise AS. L'errore di Anteo del Ronco a 500 dalla conclusione. Numero 2 Anteo del Ronco, squalificato. Il controfavorito, e così in vantaggio rimane Alvaro a 400 dalla conclusione. Prova a riorganizzarsi Arma Wise AS all'esterno, si trascina ora Aviondaghi, mentre alla corda c'è April Wise AS, seguita a sua volta da Esarst. Tenta la terza ruota ora Aviondaghi, che va su Arma Wise, che prova ancora a contenerlo, ma intanto entra in vantaggio Alvaro in addirittura d'arrivo. Lo scatto all'interno di Esarst. Esarst si lancia all'interno di Alvaro, un po' in difficoltà alla distanza, a centropista, scatta Anteo del Aviondaghi, Aviondaghi sul palo, riesce a pizzicare April Wise, che si era lanciata all'interno. E andiamo a rivedere l'arrivo, 36 a chiudere, 1,15,2 il ragguaglio al chilometro. Sui 2000 metri vedete April Wise AS che scatta all'interno di Alvaro. Alvaro cerca ancora di difendersi, ma nel finale cala e c'è lo speed però di Aviondaghi che mette tutti d'accordo sul traguardo. Andrea Farolfi a quota di 11,74, proprio sul palo emerge su April Wise AS, la piega di una testa. Terzo posto per Alvaro, mentre più indietro Arma Wise AS, che perde così l'imbattibilità davanti a Esarst. La vittoria per Aviondaghi a sorpresa, Andrea Farolfi al Salchi, al training invece il team di Francesco Alessandrini. Rivediamo ancora le immagini dell'arrivo con lo spunto deciso di Aviondaghi, che passa a fil di palo su April Wise AS e su Alvaro.